Faccio presente un piccolo particolare che anche questo non viene evidenziato per ovvie ragioni, perché evidentemente è una materia scomoda. Ultimamente non riusciamo a controgarantire i fondi di prevenzione usura. I fondi di prevenzione usura sono destinati dal Ministero, quindi insomma dallo Stato italiano, per quelle aziende che hanno difficoltà di accesso al credito. Ultimamente riceviamo delle negazioni sulle pratiche dedicate alla prevenzione usura con delle motivazioni che sono le stesse motivazioni che vengono date per una normale richiesta di accesso al credito, ma che non rientrano nell'accordo quadro tra il Ministero degli Interni, l'ABI e tutte le associazioni di categoria, che riporta che in presenza di anomalie, determinate anomalie che non permettono all'impresa di entrare nel sistema bancario, ecco, questi fondi dicono se ci sono quelle problematiche aiutiamo l'imprenditore. Ecco, riceviamo le negazioni anche su questi fondi. Questo è un paradosso perché il governo italiano, lo Stato italiano finanzia i consorzi fidi, le Caritas, eccetera, eccetera, proprio per questo motivo, ma riusciamo ad avere le negazioni anche su dei fondi che sono assolutamente paralleli al credito ordinario e anche questo è l'esagerazione della presa di posizione delle banche che, come ho detto prima, e ci tengo a precisarlo, hanno le stesse difficoltà delle piccole imprese, vengono aiutate dallo Stato con molti soldi, ma come dicevo prima dal 2015 ricevono 80 miliardi al mese per sostenere e incentivare la ripresa economica. Non vengono riversati sul tessuto economico italiano.